Questa è la storia dell'Albania veneziana e dei Veneti albanesi. La Repubblica di Venezia, fin dal Medioevo, ha esteso la sua influenza nell'Adriatico e nei Balcani. L'Albania, situata in un punto strategico della costa adriatica, diventa importante per la Serenissima sia dal punto di vista commerciale che militare. La presenza veneziana in Albania inizia da rapporti mercantili e prosegue con conquiste territoriali e accordi diplomatici. Le città, come Durazzo e Scutari, diventano importanti centri di scambio con le elite albanesi che collaborano con i mercanti veneziani, beneficiando di accordi commerciali che portano prosperità a entrambe le parti. La gestione delle attività commerciali spinge tra il 300 e il 400 molte famiglie patrizie veneziane ad essere presenti nelle città della costa albanese. Venezia diffonde in Albania cultura, modelli religiosi ed influenza significativamente l'architettura e le arti locali. Allo stesso tempo, molti artisti e artigiani albanesi si trasferiscono a Venezia, contribuendo alla ricchezza culturale della città. Per contrastare la minaccia ottomana che avanza in Europa, la Serenissima consolida la sua presenza, costruisce fortezze nelle città che controlla e si allea con i signori locali albanesi per difendere anche l'entroterra. Nonostante la forte influenza veneziana, gli albanesi mantengono una certa autonomia, ed eroi come Giorgio Castriotta, detto Skanderbeg, giocano un ruolo cruciale nella resistenza contro l'espansione ottomana e l'indipendenza dell'Albania. Skanderbeg, spesso in inferiorità numerica, grazie alle sue abilità strategiche e il suo carisma, respinge l'impero ottomano per circa 25 anni. Alla sua morte nel 1468 la resistenza diventa difficile e molti albanesi decidono di emigrare in Italia. La Repubblica di Venezia non solo li accoglie, ma addirittura organizza delle spedizioni navali per venirli a prendere. È un esodo di centinaia di migliaia di persone. I veneziani trovano lavoro per loro, concedono ai nobili albanesi delle proprietà in Friuli, assegnano chiese e conventi religiosi e assicurano rendite per i bambini e le vedove. Molti albanesi diventano professori a Padova, altri come i fratelli Girolamo e Giambattista Albanese diventano famosi scultori ed architetti. I veneti albanesi mantengono a lungo la loro identità culturale e linguistica, ma col passare dei secoli si integrano sempre di più fino a fondersi con la popolazione veneta. Oggi possiamo trovare le tracce di queste famiglie guardando i cognomi, ad esempio sono di origine albanese i cognomi Angeli, Tomeo, Scuttari, Cocco, Minotto e Zaguri. Allo stesso tempo anche Venezia ha lasciato tracce in Albania. Nella lingua albanese oltre 50 parole usate quotidianamente hanno origini veneziane.